Dal 2009, quando a Cancia, a causa della frana, morirono 2 persone, c'è questo cartello. La frana purtroppo si è ripetuta, per fortuna senza vittime, ma vediamo come hanno reagito gli abitanti di questa frazione di Borca di Cadore a quanto è accaduto. Cosa si può dire? Ma che magari forse speravamo che non arrivasse, ecco, quello, perché magari i lavori li hanno fatti su, però io dico sempre, è un po' tutta l'Italia che ha questi problemi dovuti anche al clima o a questi improvvisi temporali, però questo succede, non è che andiamo a fare polemiche. Verrebbe da prendersela con i nostri amministratori perché questa è la terza volta che qui viene una frana e ogni volta fa disastri. Se la senti commentare quello che è successo? Oddio, una cosa per me orribile perché io non mi aspettavo, non ho visto mai una cosa genere, quindi sono spaventato tantissimo. Non me l'aspettavo tutto questo disastro qua naturale, ma se è che era forte il temporale, quello sì, ma diciamo che se non pioveva era meglio. Iniziamo dalla sera prima, tutto a posto, tutto pulito, arriva l'elicottero perché c'era stata la scena del Marcora, la discesa della punta, con l'elicottero controllavano le varie frane e tra queste c'era quella di Cancia. Tutto risultava perfetto, assolutamente invaso libero, non c'era nulla. Alle 23:30 si è alzato un fortissimo vento e soprattutto questa pioggia battente che sembrava grandine dal rumore che faceva e in mezz'ora fatto partire la frana. Questo è quello che è accaduto. Per il futuro c'è chi pensa che Cancia non possa più essere abitata. Ma se fosse una sicurezza spostarci, beh, io avevo ancora quei tempi che l'ho presa dentro, mi sarei già spostata, però se uno non può, sarebbe una bella idea. Metà gente non vuole perché ha la casa del nonno, la casa dell'avo, la casa sua. Lei personalmente? Io sì, sono d'accordo perché penso che vivere tranquillo sia una cosa, un diritto, io penso di sì. Sono fuori di testa secondo me. Si può svuotare un villaggio, di che sistemano le villette, la frana che viene giù da qua dovrebbe essere spostata tra Cancia e Vodo dove c'è solamente prato. Io dico che sarebbe una buona idea, perché secondo me per quelli che magari non hanno case o magari che gli mancherebbe, secondo me sì, secondo me è una buona idea.